Carissime e carissimi, è davvero con grande piacere che desidero introdurre questa visione, questo video che racconta la bellezza della nostra chiesa, della chiesa di San Daniele Profeta in Treville. È davvero con grande soddisfazione che davvero questa opportunità è data per conoscere la bellezza di tutto ciò che le nostre chiese custodiscono in opere d'arte, nella storia, della cultura, della fede, della religione del nostro territorio. E un grazie davvero a tutti coloro che si sono spesi con grande dedizione e passione perché questo progetto potesse realizzarsi al meglio. Crediamo davvero che tutto ciò che è bellezza possa essere una strada che ci porta alla contemplazione della bellezza più grande che è quella di Dio, attraverso la bellezza dell'arte. Approfitto di cuore per farvi un augurio di buona Pasqua, perché davvero Gesù risorto possa donare a tutte le vostre famiglie tanta gioia, tanta pace e serenità nel vostro cuore. E vi auguro una bellissima visione. Buongiorno a tutti e benvenuti alla chiesa parrocchiale di San Daniele di Treville. Ci troviamo sulla sponda destra del Muson in una zona che nei secoli è sempre stata contesa tra la parte trevigiana e la parte padovana. In effetti ci troviamo ormai alla fine della diocesi di Treviso e a pochi chilometri da qui inizia non solo la provincia ma anche la diocesi di Padova. Qui a nord-ovest, vicino alla chiesa, nella zona detta la Montagnola, un luogo incantevole da vedere assolutamente, si trovava anche un castello, il castello costruito da Tiso e Gherardo da Campo San Piero su quei terreni che erano stati loro donati da Enrico II, imperatore. In seguito questo territorio fu conquistato dalla famiglia temibile dei Da Romano, di cui conosciamo tutti quanti l'esponente massimo Ezzelino. Dopo la morte di Ezzelino tra il 59 e il 60 del 200, il territorio ritornò ai da Campo San Piero che difesero questi territori dai Padovani e nel 1339 Castelfranco, Treville e Treviso passarono, come sappiamo bene, nella signoria di Venezia. Dell'epoca medievale conosciamo poco dell'antica chiesa. Sappiamo che nel 1241 aveva un portico sotto il quale si erano radunati tutti gli abitanti di Treville per giurare fedeltà al podestà di Treviso. Nel 1475 la parrocchia di San Daniele divenne chiesa e parrocchia sui iuris con il proprio fonte battesimale e con la supremazia su Sant'Andrea, il villaggio proprio qui vicino. La denominazione della parrocchia San Daniele in tribus villis viene proprio dal fatto che si tratta di una pieve pluripagense, cioè di una pieve che radunava insieme molti siti e molti villaggi. Il villaggio di San Daniele, il villaggio di Sant'Andrea e terzo il villaggio di San Colombano, sito nell'odierna zona della Soranza, un villaggio distrutto però nel 1246 nella guerra tra i da Campo San Piero e gli ezzeliniani. Suoneremo ora un estratto da una cantata di Bach, scritta ad Arnstadt fra il 1704 e il 1707. Questa cantata è stata scritta per un'occasione incerta, ma molto probabilmente per il periodo quaresimale, ed è scritta originariamente per coro, quindi soprano, contralto, tenore e basso, fagotto, due violini e basso continuo.
Noi da questa cantata vi proponiamo la sinfonia iniziale per 2 violini e basso continuo e l'aria numero 3 per soprano, violino e basso continuo, in cui la parte del soprano viene in questo caso eseguita dal flauto traversiere. Sono veramente esigue le testimonianze della ricchissima villa che Federico Priuli si fece costruire agli inizi del Cinquecento qui a Treville, proprio davanti alla chiesa, sulla destra. Ne resta una piccola parte di una delle due barchesse e questo straordinario lavabo in pietra d'Istria viene proprio dalla villa. Fu portato in chiesa in epoca imprecisata, ma ci mostra esattamente quale doveva essere la ricchezza, il decoro che all'interno di questa villa si trovava. Si tratta di un importante manufatto marmoreo degli inizi del Cinquecento, nel quale gli autori probabilmente scultori della cerchia e della bottega di Pietro e Antonio Lombardo, portano all'interno di palazzi e di chiese, a Venezia, a Treviso, a Treville, questo gusto antiquario che vediamo in queste figure di putti e di girali fitomorfi realizzati in maniera molto raffinata. La villa Priuli di Treville fu anche una importantissima testimonianza antesignana, potremmo dire, della decorazione di villa in Veneto, che ispirò sicuramente nel 1551 la decorazione della vicina Villa Soranza. In questa villa di Federico Priuli lavorarono Giuseppe Porta, detto il Salviati, come ci ricorda Vasari, ma poi anche Dario Varotari, il papà del Padovanino, e insieme con il pittore flandro-veneto Ludovico Pozzoserrato. Inoltre ci lavorò anche il pittore castellano Paolo Piazza in occasione della visita in villa di Anna d'Austria. Lui realizzò una decorazione di un banchetto nel quale la imperatrice veniva raffigurata. Il pezzo che suoneremo ora è di Antonio Caldara, compositore del tardo barocco, nato a Venezia. Egli lavorò a Mantova, in Spagna e anche a Roma, dove conobbe Handel. Non è tra i compositori più noti, ma vanta comunque una produzione non indifferente sia per il repertorio sacro che per quello profano. Il brano che proponiamo è la triosonata numero 5 tratta dall'opera 1. Si tratta di una sonata da chiesa per 2 violini e basso continuo. In questo caso il basso continuo è suonato da clavicembalo e viola da gamba. È scritta in stile ecclesiastico, in 4 movimenti,
grave, vivace, adagio e vivace. La sonata è in stile contrappuntistico, quindi sentirete i due violini che spesso si rincorrono e si scambiano temi. Il basso ha principalmente un ruolo di accompagnamento, ma talvolta diventa anche lui protagonista. Questo succede in particolar modo nel secondo movimento, dove il clavicembalo continua ad avere un ruolo di accompagnamento, mentre la viola da gamba diventa un vero e proprio terzo strumento melodico. Buon ascolto! L'altare ligneo dorato e policromo
raffigurante il Salvatore e i santi Giovanni Battista e Daniele, è sicuramente il capolavoro custodito all'interno della chiesa di Treville. Databile intorno al 1520, il manufatto aveva a che fare con la chiesa precedente a quella seicentesca. Si trovava probabilmente sull'altar maggiore nel presbiterio di questa. Il manufatto ha una vicenda conservativa alquanto rocambolesca. Già ricordato in alcune cronache parrocchiali agli inizi del Novecento, possiamo dire che la grande riscoperta avvenne per opera di Giampaolo Bordignon Favero. Intorno agli anni 70 il politico, dopo essere rimasto per anni all'interno dei depositi della parrocchia ed esposto anche alle intemperie, fu venduto ad un antiquario. In seguito però fu recuperato con l'aiuto della sovrintendenza dal mitico e storico parroco Don Romeo Callegarin. Lo splendido altare ligneo, costituito da un'architettura a 3 fornici entro la quale si trovano le 3 statue a tutto tondo del Salvatore, di Giovanni Battista e di Daniele, presentava nella predella alcune storie dell'Antico e del Nuovo Testamento. Alcune foto degli anni 70 ci mostrano delle formelle perdute, come quelle della cacciata dal paradiso e quella dell'andata di Gesù al Calvario. Nel piano attico di questa architettura si trovava l'angelo annunciante e l'annunciata. Il confronto con altri politici lignei presenti nella chiesa di San Cassiano di Quinto e nella arcipretale di San Giorgio di Quinto ci fanno pensare che l'autore di quest'opera possa essere Paolo Campsa. Lo scultore Paolo Campsa, insieme con il cognato Giovanni di Malin, è sicuramente un innovatore della tipologia del politico ligneo dorato e policromo, perché porta all'interno di quest'arte, molto legata a degli stilemi tardogotici, la novità e la freschezza del Rinascimento, delle sculture in particolare di Giovanni Battista Bregno. In effetti, la figura del Salvatore del politico di Treville è riconducibile alla figura statuaria marmorea del Salvatore nella cappella del Santissimo Sacramento della cattedrale di Treviso, opera di Giambattista Bregno del 1503. Opere provenienti dalla produzione della bottega di Campsa e di Giovanni di Malin si ritrovano anche nel veneziano, in particolare l'altare di San Liberale e l'altare di San Teonisto nella cattedrale di Torcello e molti altri esempi in terra istriana. Il brano che verrà eseguito adesso si intitola Diffusa est Gratia ed è stato composto da Giovanni Maria Nannino, il quale insieme a Palestrina è stato uno dei compositori più importanti della scuola romana. I presupposti estetici dei compositori che aderirono a questa scuola erano quelli dettati dal Concilio di Trento. In questo senso possiamo definire la musica di Nannino un perfetto esempio di musica della Controriforma. Diffusa est Gratia è una composizione natalizia a 4 voci, in stile contrappuntistico, che prende spunto dal gregoriano Hodie Christus natus est. In perfetto accordo con gli intenti tridentini, questa nuova musica, che oggi chiamiamo barocca, vuole coinvolgere anche i sensi. Ecco quindi che Nannino
attraverso un sapientissimo uso della dissonanza, rende questa composizione come se fosse un coro angelico, con il preciso intento di far pregustare al fedele in terra quelle che saranno le gioie del paradiso. Buon ascolto. Ed eccoci arrivati all'altare della Madonna del Rosario, nel quale viene custodito questo straordinario simulacro ligneo policromo di Maria in trono che ostende verso di noi il bambino che sembra essere divertito e giocare. L'iscrizione sul retro della statua ci informa che essa fu eseguita nel 1608 dal parroco Don Antonio Valla e venne trasportata nella nuova chiesa già nel 1630. La statua, restaurata intorno agli anni 70, è riconducibile alla cerchia dello scultore seicentesco Giovanni Battista Florio, detto il Rocchetto, che annovera sue opere nella chiesa veneziana di San Giorgio Maggiore, in varie chiese della diocesi di Treviso, in particolare nella chiesa di Sant'Agostino, proprio nella città della Marca. La pala dell'altar maggiore, raffigurante il titolare Daniele nella Fossa dei Leoni, opera di Girolamo Pilotti, è del 1630 e ha a che fare con la fabbrica della nuova chiesa, quella per capirci del pievano Don Antonio Valla. Probabilmente nell'antica chiesa precedente, al suo posto, sull'altar maggiore, stava l'altare ligneo dorato della cerchia di Paolo Campsa. L'episodio biblico che viene narrato nel dipinto riguarda la vita del profeta Daniele. Gettato in una fossa di leoni dall'imperatore Dario, che sembra spiare da una grata all'interno del dipinto, viene soccorso dal profeta Abacuc, che, letteralmente preso per i capelli, viene trasportato dall'angelo all'interno della prigione con i pani dell'offerta. La collocazione del dipinto nel presbiterio, al di sopra della grande e importante torre eucaristica, sottolineava sicuramente la dimensione salvifica dell'Eucarestia, prefigurata all'interno del dipinto nel cesto di pani dell'offerta portati dal profeta Abacuc.
Si voleva sottolineare sicuramente per i fedeli di Treville la possibilità di salvezza che veniva proprio dall'accostarsi al sacramento dell'Eucarestia. Di Girolamo Pilotti sappiamo ben poco. Sappiamo che fu iscritto alla Fraglia veneziana dei pittori tra il 1597 e il 1639. Lavorò dapprima a Palazzo Ducale e anche come cartonista di mosaici presso la Basilica di San Marco. Mostra grandi affinità stilistico-formali con Jacopo Palma il Giovane, tanto da ipotizzare che fosse suo allievo presso la bottega. Boschini, nella carta del Navegar pittoresco, ricorda Gerolamo Pilotti e lo include tra i cosiddetti pittori delle sette maniere, quei artisti che tra la fine del Cinquecento e il Seicento imitavano i grandi del Rinascimento veneto, Tiziano, Tintoretto e Veronese. La fama del compositore livornese Pietro Mascagni è legata alla sua più grande opera, Cavalleria rusticana, il cui soggetto è tratto dall'omonima novella del Verga. Ma nel decennio che intercorre fra il 1880 e il 1890, ovvero quando iniziò gli studi presso il Conservatorio Meneghino, quando vi si ritirò e quando si spostò in Cerignola, nel Foggiano, molta fu la sua produzione in campo sacro. Oggi non è molto nota. Fra i più grandi lavori si ricorda la Messa per soli coro orchestra, la Messa di Gloria in Fa maggiore, della quale oggi andremo ad ascoltare il Benedictus, sezione centrale del più ampio Sanctus. Il Benedictus è preceduto da elevazione, ovvero un momento strumentale che vede solista il violino primo, che anticipa il Benedictus, nella quale la voce baritonale, affidata a Nicola Zambon, canta e dispiega e rende lode al Dio all'interno dei momenti più significativi della liturgia eucaristica. Buon ascolto.
Sull'altare laterale destro della chiesa, Nadal Melchiori, intorno al 1725, compone una pala nella quale raffigura una folla di santi offerti alla devozione dei trevillesi. Al centro, in posizione preminente al di sopra di un basamento, viene raffigurato San Macario, vescovo di Gerusalemme intorno al 314 e presente al concilio di Nicea, quel concilio nel quale si sancì la divinità di Gesù Cristo. Ed è per questo che nel registro superiore del dipinto ritroviamo proprio la presenza della Trinità, con il Padre, il Cristo che reggono il globo e al di sopra la colomba dello Spirito. Intorno al Santo Vescovo tanti santi della devozione popolare, a partire da sinistra San Carlo Borromeo, riconoscibile dal suo profilo, Sant'Antonio da Padova, con il libro e il giglio della purezza tra le mani, e poi alcune figure di santi taumaturghi, come Francesco di Paola, che curava gli ammalati con le erbe, la figura di Sant'Antonio Abate e infine la figura di Tobia insieme con l'angelo. Tobia che guarisce la cecità del padre con il fiele del pesce che reca nella mano destra. La chiesa quattrocentesca, della quale è testimonianza l'imponente fonte battesimale in pietra d'Istria proprio della fine del Quattrocento, era posizionata secondo l'asse est-ovest, tipico delle antiche chiese. La lapide sepolcrale di Don Antonio Valla, conservata all'interno della parrocchiale, ci informa che nel 1629 la chiesa fu danneggiata da una inondazione e che era troppo piccola per il popolo di Treville. Questo parroco pensò pertanto di ricostruirla secondo l'asse nord-sud più aderente e consono al tracciato della via pubblica. Dell'antica chiesa non restò nulla, se non probabilmente le mura perimetrali della zona presbiteriale ad uso di sacrestia. Intorno ai primi anni del Novecento la chiesa di Don Antonio Valla, seicentesca, la si voleva ricostruire perché fatiscente. Questo non avvenne, ma si optò per un allargamento della struttura originaria. Fu il parroco Mazzolenis a voler ingrandire la chiesa tra il 22 e il 23, ampliandola di circa 2/3 e facendo poggiare le nuove fondamenta su 144 pali di larice. La facciata della parrocchiale rimase incompiuta fino al 1941, quando fu eseguita su disegno dell'architetto Fausto Scudo di Bassano del Grappa. Al centro della facciata, nel registro superiore, un affresco del professor Luigi Bizzotto di Rossano Veneto raffigurante Daniele e la casta Susanna. La chiesa di Treville però racchiude molti altri tesori, dipinti, statue, opere d'arte che potete venire ad apprezzare di persona. Vi diamo l'appuntamento per la prossima puntata e vi invitiamo sempre a seguirci sui social e sul sito del Comune di Castelfranco Veneto. A presto!